chiediamo a tutti i veneti di siglarlo, perché ovviamente più siamo, più peso avrà la nostra iniziativa. Prima di tutto l'identità e legata ad essa la lingua. I veneti chiamati a contarsi per far capire di esistere e ottenere il doppio riconoscimento internazionale, usando un modulo da firmare. La battaglia dell'associazione Popolo Veneto, ripartita con i gazebo in piazza, era già nata nel 2015, quando una rappresentanza del gruppo era stata ricevuta all'ONU. Primo passo, far capire di esserci. Il Covid si è messo d'ostacolo negli ultimi anni, ora l'iniziativa riprende con 2 obiettivi. Che attualmente noi siamo considerati, e basta vedere anche nelle patenti, nelle carte d'identità, siamo considerati italiani. Per essere riconosciuti come veneti dobbiamo dimostrare di esistere. Quindi attraverso questo modulo che appunto oggi firmiamo, noi facciamo un riconoscimento, ci riconosciamo appunto di essere veneti e chiediamo anche allo Stato italiano, come lo Stato italiano ha riconosciuto anche altre lingue, penso ai popoli del Sud Tirolo, valdostani, friulani, che hanno anche diritto appunto di usare sia la lingua anche nelle scuole, ma anche nei cartelli stradali hanno la bilingua appunto sia in italiano che anche in tirolese, in valdostano. E chiediamo che anche, visto che siamo nello stesso Stato anche noi, che anche i veneti abbiano questo diritto. Ad appoggiare l'iniziativa la Lega. La galassia indipendentista e quella autonomista del Carroccio non sono mai state in grossa sintonia in questi anni, ma stavolta le due parti stanno insieme, iniziando da un paradosso da sanare, come sottolinea il segretario provinciale Dimitri Coin. I figli dei nostri nonni, dei nostri zii, dei nostri cugini coraggiosi che a inizio secolo hanno abbandonato il Veneto per andare in Sud America, in particolare in Brasile, portando quelle che sono la nostra cultura, la nostra storia e le nostre tradizioni, hanno visto di fatto riconosciuto la lingua veneta, che in Brasile è riconosciuta e si chiama Talian, ma di fatto è la lingua veneta. Nei supermercati brasiliani la ricotta alla bandierina italiana e sotto c'è scritto Puina, che è il linguaggio con il quale mio nonno e anche mia mamma chiamavano la ricotta. Noi non possiamo essere meno veneti dei nostri cugini veneti che se ne sono andati, che hanno costituito una comunità fuori dall'Italia a 15.000 km di distanza da casa.